Buonasera e ben ritrovati a Sette Sera. Continuiamo il nostro cammino della spiritualità e adesso lo facciamo con un ospite molto particolare. Do subito il benvenuto a Lucia Guerini, che è la postina di Padre Pio. Buonasera. Sì. Buonasera a voi. Allora Lucia, la sua è una storia veramente unica, ce ne sono poche al mondo di storie così. Lei si definisce la postina di Padre Pio perché? Perché ha la fortuna di poter essere in contatto con qualcosa di più alto, con proprio lui, Padre Pio. Lei sente la sua voce? Sì. Ho il dono della locuzione interiore e mi danno questi messaggi, io scrivo in continuazione e cerco sempre di ubbidire tutto quello che loro vogliono da me. Certo, ecco. E allora andiamo a capire questa storia come è nata, perché è un dono che non c'è sempre stato, è un grande dono che è arrivato, un dono che ha fatto molto discutere, perché ovviamente c'è chi crede meno, ci sono gli scettici, c'è chi si arrabbia, per cui cerchiamo di disvelare come è successo, come è stato il percorso verso quello che oggi sente, verso quello che oggi lei è diventata. Allora iniziamo a capire il suo percorso di fede. Lei è stata cresciuta in una famiglia che aveva fede, ma era una bambina, poi una ragazza e poi una donna normale, semplicemente che andava in chiesa a pregare. Ad un certo punto della sua vita ha iniziato ad avere dei segni. Di che tipo e quando? Guarda, la cosa importante che devo dire è successo questo dopo la morte di mio marito. Una mia carissima amica mi ha detto: ti invito a venire da Padre Pio, che troverai la serenità e la pace che ti manca, perché sono rimasta vedova con 3 figli e logicamente sono sempre i traumi e non è preparata una persona a queste cose. Poi le è morto un incidente, è stato veramente un trauma. Comunque sono andato, obbedito e è successo tutto un po' così. È un mistero anche per me la mia vita, però le voglio dire cosa mi è successo. Sono andata da lì a Padre Pio e stavo dicendo rosario da sola nel corridoio e ho sentito che mi ha chiamato 3 volte. Lucia, sono girata, non c'era nessuno. Ho detto: ma porco cane, chi mi chiama? Che non vedevo nessuno. Poi c'è la statua di Padre Pio, mi sono fermata e ho detto: ma che sei tu che mi vuoi dire qualcosa? E lui subito mi ha detto: tu ritornerai ancora qui da me in pellegrinaggio, devi fare i pellegrinaggi, devi salvare tante anime. E io ho detto: ma io non sono capace, non so neanche cosa sono queste cose. E lui mi ha detto: no, non ti preoccupare, noi ti aiutiamo, tu devi portare le persone. E da lì è incominciata un po' la mia storia di sentire queste voci interiori e dopo ho sempre continuato. Lui è stato lui che mi ha avviato anche, poi in seguito mi dava i messaggi per i sacerdoti, sia di lode che di richiamo. Allora, aspetti, la interrompo solo un momento per capire, quando c'è stata questo primo contatto così forte, un qualcosa che può anche tante volte spaventare all'improvviso, perché è un qualcosa che non ci si aspetta, ovviamente che non è comune, cosa si è domandata? Nel senso, che cosa si prova? Si è chiesta: come mai a me? Che cosa mi succederà? Io mi sono spaventata, l'hai detto giusto, mi sono spaventata, sono stata lì scioccata dopo sento queste voci che mi richiamavano così. Dopo il Signore dà anche la grazia di saperle accettare queste cose. Piano piano mi ha fatto crescere sempre di più, sono arrivata qua. Senta, lei si è data una risposta del perché a me? Nel senso, come mai? Sì, ho chiesto perché a me mi dai questa responsabilità, soprattutto di portare sia che i pellegrini lì a San Giovanni Rotondo, fare i pellegrinaggi, sia anche portare i messaggi ai sacerdoti. E i sacerdoti hanno una grande cultura. E io ho fatto la quinta elementare, logicamente ho anche pianto, devo dire la verità. Non volevo fare questa missione perché non mi sentivo all'altezza. Invece Gesù ha detto: non sei tu che parlerai, ma lo Spirito Santo dentro di te. Allora io ho cominciato a scrivere, ho portato i messaggi e subito prima il sacerdote che sono andata, era il sacerdote di richiamo, e lui mi ha detto, avevo anche paura a consegnare queste cose, e lui mi ha detto: un modo per cambiare, la ringrazio, Dio la benedica. Allora ho capito da lì che erano importanti i messaggi che ricevevo. Ecco, perché noi raccontiamo la sua storia dicendo che all'inizio queste parole che lei sentiva erano semplicemente per alcune persone, per i consacrati, per i sacerdoti. Con il tempo i messaggi sono cambiati e hanno iniziato ad essere messaggi rivolti a tutti, anche perché con il tempo tanta gente ha iniziato a conoscerla, a tenerla come punto di riferimento, a venire da lei in momenti difficili, per cui i messaggi andavano anche verso di loro. Allora, questo sacerdote che ci ha raccontato, il primo sacerdote, è stato contento di questo messaggio e le ha fatto capire che il messaggio era importante.
non è andata sempre così, ci sono dei sacerdoti che si sono arrabbiati molto, che non le hanno creduto. Beh, io voglio bene a tutti, anche se non mi credono, perché dico sempre, sarà Gesù poi un giorno a fargli aprire il cuore e accettare e a capire che Dio può tutto sì di noi. Se ha scelto me, una persona semplice, io non ho chiesto niente, vi ripeto che ho pianto anche, però sono sempre più contenta di essere al servizio di Dio, molto certo, contenta. questa è una fortuna, un dono, l'abbiamo detto prima, Sì. ma in questi messaggi, perché tutti noi siamo molto curiosi, che cosa c'è scritto? Qual è il testo? Qual è l'essenza? Cosa viene comunicato dall'alto a noi? Dall'alto l'essenza è... Gesù dice che vogliamo fare tutte cose, legge e leggina, a nostro piacimento, Sì. Che ci porteranno poi alla pena eterna, determinate leggi. Lui dice che ci ha preparato tutto per farci felici noi, tutto. Sì. E noi invece vogliamo cambiare, vogliamo fare a meno di Dio. E Gesù soffre per questo, dice che abbiamo dimenticato i veri valori e facciamo soffrire Dio Padre. Ecco, quindi torniamo a quello che dicevamo all'inizio della puntata, lei non era ancora qui, ma abbiamo raccontato di un percorso di crescita interiore, di crescita spirituale. Questo è un qualcosa che è veramente importante, perché le chiavi per essere felici, per stare bene, le abbiamo, dobbiamo soltanto imparare a gestirci meglio, a ragionare con il cuore spesso. E allora lei è quello che sta cercando di fare, sta cercando di andare avanti sempre con il suo cuore, collegata a qualcosa che c'è più in alto, sta anche lottando contro a chi non le crede. Su questo vorrei prendere un attimo per dire che, allora signora Lucia, lei ha questa grande dote e questa fortuna, però anche, ha fatto anche il gesto di non lucrare su questo, non ha mai chiesto direttamente soldi alle persone che venivano a chiederle una mano, addirittura ha costruito un luogo santo in casa sua, mettendoci anni con i suoi di risparmi, nonostante la gente lo stesso venisse e si offrisse di dare un contributo. Ecco, questo è un qualcosa che voglio sottolineare perché è importante. Allora, quando tante volte si parla di messaggi divini o di messaggi che vengono dall'alto, di energie, la gente chiede soldi e prende in giro le persone che sono in un momento difficile, che soffrono. Questo non va fatto, vorrei che ci aiutasse a dirlo. Ecco, non è questo. Guarda, le dico una cosa, io vedo quando le persone vengono anche da me, così le vedo che sono disperate, pur di ottenere quello che loro hanno in mente, sono disposte a andare a ricerca anche di persone che le usano, che chiedono. Allora io ho capito, quando anche noi, ognuno di noi, siamo nella disperazione, non è lì che dobbiamo andare a cercare la gioia e la felicità. La gioia e la felicità viene solo regalata da Dio. Ecco. Dobbiamo aprire il nostro cuore e qualsiasi problema che noi abbiamo, che è più grande di noi, io chiedo sempre a Dio, fai tu, sono cose più grandi di me. Certo. E vedo che Lui mi ascolta e mi rende tanto felice. Lui l'ascolta e riesce a darle le chiavi per arrivare a delle persone molto importanti. Lei ha incontrato il Papa Giovanni II, poi ha incontrato anche Madre Teresa di Calcutta e anche Papa Benedetto. Personalità che hanno per prime questo loro contatto e che hanno riconosciuto in lei questa forza e questo essere una vera messaggera. Allora io la ringrazio per aver condiviso con noi la sua storia, per averci parlato di quello che è il cuore vero, di quello che è la spiritualità. Prima di salutarci però voglio dire che per la prima volta nella sua vita lei ha deciso di usare i contributi della gente, per la prima volta di prenderli, ma per fare che cosa? Per costruire un'opera molto importante, un bellissimo progetto che si chiama I Piccoli di Dio e che è un progetto che lotterà contro la solitudine, una grandissima grandissima opera. Ecco, una grandissima opera, tantissime case regalate, donate a chi? Alle persone che hanno bisogno, alle persone anziane che sono sole, ma anche ai papà divorziati che non riescono più a avere la loro famiglia, tutti quelli che hanno perso anche il resto per della loro dargli la famiglia. Possibilità di incontrare i loro bambini. Certo, questo è un buon progetto, di cuore, per cui ecco, per contribuire basta visitare il suo sito, ci saranno tutte le informazioni. Prima di farlo, se volete parlare con la signora Lucia, forse dovete farlo, perché così capite, sentite anche la sua anima, allora basta contattarla, lei c'è per noi, giusto? Ci sono per Va tutte bene, io. allora signora Lucia, io la ringrazio infinitamente, ci torni presto a trovare, adesso c'è il Minutino tutto dedicato a Vinchef, però restate qua perché c'è un appuntamento di lusso, a tra poco.